c'è una raccolta differenziata che però raccoglie soltanto il 20% del prodotto del rifiuto solido urbano ed è divisa fra plastica, carta, cartone e umido. Io abito a Udine, la raccolta è parzialmente differenziata, quindi demandata alla buona volontà del cittadino che differenzia umido, plastica, vetro in quelle fastidiosissime campane e quindi il verde. Non c'è una raccolta porta a porta che forse è l'unica maniera seria di fare la differenziata. Carta, lattine e plastica, in questo senso, sì. Poi umido, sì, uguale. Cercando di sensibilizzare anche quelli che ancora fanno fatica a capire che bisogna andare avanti così. L'organico, il vetro, l'alluminio, la carta e poi c'è una parte anche la plastica, e poi c'è una parte che non si può riciclare e quindi anche quella. Nel comune dove vivevo prima c'era una raccolta porta a porta molto spinta, che è il comune di Maiano, e infatti i risultati che ho visto anche sui dati del 2010 erano molto alti. Adesso da circa un anno mi sono trasferito nel comune di Latisana e, come sospettavo da quando vivo lì, il sistema, che invece è quello, diciamo così, la raccolta differenziata volontaria nei bidoni in giro per il paese, ottiene dei risultati molto più scarsi, un po' chiaramente per la pigrizia della gente, un po' probabilmente anche per una mancata incentivazione, e quindi lì, diciamo così, io continuo a fare la raccolta differenziata dove è possibile, però per esempio non c'è l'umido, non ci sono alcune forme di raccolta differenziata che invece c'erano nel comune precedente, quindi cerco di fare quello che c'è: carta, vetro, plastica e poi utilizzo anche la compostiera in terrazzo, diciamo. Sicuramente in qualcosa si può migliorare, forse nelle infrastrutture diciamo sparse, cioè nei cassonetti sparsi per la città, ecco, nei punti di raccolta, questo potrebbe essere, insomma. E sotto casa ci sono tutti i tipi di cassonetti, quelli del secco, quelli dell'umido, della carta, vetro e lattine e plastica. Beh, si effettua la raccolta del vetro, si effettua la raccolta dei medicinali, si effettua la raccolta delle batterie scadute, la raccolta della carta, della plastica, dell'umido, e alla fine c'è il cassonetto, quello del non riciclabile, diciamo, per quello che rimane alla fine.